Buonasera, alle principali notizie. Aniscemi, sorvoli, sopralluoghi, ipotesi di nuova viabilità e l'inchiesta per disastro colposo. L'emergenza frana entra in una nuova fase. La procura di Gela stringe i tempi per fare luce sulle responsabilità, mentre il territorio resta fragile e isolato. Il maltempo ha colpito in maniera pesante tutta la Sicilia con il ciclone, le raffiche di vento fino a 180 km/h. A Messina ha attivato il centro operativo comunale per le emergenze, tanti disagi e centinaia gli alberi sradicati. A Catania conclusi gli interventi sulla nuova voragine che si è aperta a lungomare, la riapertura della viabilità in serata. Non ha ricambiato il mio sguardo, confessa l'uomo affetto da disturbi psichici che ha coltellato alle spalle una donna a Palermo. I due non si conoscevano. Accerchiati, scaraventati a terra e presi a calci e pugni da 5 persone, 2 vigili urbani che stavano multando per un divieto di sosta in una delle principali vie di Misterbianco. Trapani sequestrato, più di 1 chilo di ecstasy suddiviso in 2.300 pastiglie che avrebbero fruttato 50.000 euro. Arrestata una donna. Il carnevale ecologico inaugurata alla metropolitana di Catania, la mostra realizzata dagli studenti. Calcio, vigilia di derby fra Siracusa e Catania, sfida che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. Domani in campo anche il Palermo che al Barbera contro l'Entella va alla ricerca della 7ª vittoria consecutiva in casa. Buonasera, in primo piano Niscemi, dove ci sono stati sorvoli, sopralluoghi e nuove ipotesi di viabilità, ma non solo, anche va avanti l'inchiesta per disastro colposo. A Niscemi dunque l'emergenza frana entra in una nuova fase, la procura di Gela stringe i tempi per fare luce sulle responsabilità, mentre il territorio resta fragile e isolato. Geri Italia. Le indagini procedono senza sosta. Il pool frana della Procura di Gela, coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella, continua a monitorare palmo a palmo il territorio colpito dallo smottamento che ha messo in ginocchio Niscemi. Nelle ultime ore un nuovo sorvolo con l'elicottero della polizia ha consentito di osservare dall'alto le zone più impervie, irraggiungibili via terra. Grazie a telecamere ad alta definizione i tecnici hanno potuto analizzare con precisione l'estensione del dissesto e individuare nuovi punti critici. Subito dopo il procuratore Vella ha effettuato un sopralluogo sulla strada provinciale 11. Oggi unico collegamento viario da Gela con il paese. La trazzera, realizzata d'urgenza dal Genio Militare, infatti conduce soltanto alle aree rurali e non garantisce un vero collegamento stabile. L'inchiesta, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di disastro colposo. In parallelo proseguono le verifiche sulla viabilità alternativa. Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati sulle provinciali 82 e 35 con l'obiettivo di definire un progetto unitario e rapido. Per la SP82 in particolare si valuta l'ampliamento della carreggiata fino a 8 metri per garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico. Intanto è stata individuata e segnalata la nuova fermata del bus in contrada Vituso per consentire agli studenti pendolari di raggiungere Caltagirone. Ma la dimensione del fenomeno preoccupa. Durante un lungo sopralluogo con vigili del fuoco e consulenti dell'Università di Palermo è emerso che il fronte di frana è molto più esteso dei 5 km inizialmente stimati. Un lavoro complesso e delicato, lo definisce il procuratore Vella. Da lunedì partiranno i primi interrogatori dei tecnici informati sui fatti. A Niscemi, tra macerie, paure e inchieste, l'emergenza intanto resta aperta e il ritorno alla normalità appare ancora lontano. Il maltempo ha colpito in maniera pesante un po' tutta la Sicilia per il passaggio del ciclone, con raffiche di vento anche di 180 km/h, diversi danni e disagi in tutta l'isola. Sentiamo Francesco Triolo. Sicilia flagellata dal vento e dal maltempo, raffiche arrivate anche a 180 km/h sullo stretto di Messina, una nottata di grande difficoltà e paura per tutta la parte nord dell'isola, ma anche per la zona orientale. Pesante il bilancio a Messina, centinaia di alberi sradicati, pali dell'illuminazione abbattuti, pannelli fotovoltaici, tettoie, dehors di locali divelti dal vento, una situazione registrata in tutta la città. Potenziato il COC per le segnalazioni delle emergenze. Situazione difficile anche in provincia, vigili del fuoco al lavoro in particolare a Barcellona, Milazzo e Patti, chiusa al traffico in mattinata per oltre un'ora l'autostrada Messina-Catania nel tratto tra Giarra e Tremestieri per consentire la rimozione degli alberi caduti e riaperta solo dopo le 8:15 in condizioni di sicurezza.
A Taormina raffiche da 100 km/h, 2 alberi sono caduti sulla centralissima via Leonardo da Vinci, bloccando l'entrata e l'uscita da Palazzo Malaga. Isolate dal tardo pomeriggio di ieri invece le Isole Eolie, bloccata in porto a Milazzo anche la nave, unico mezzo che aveva garantito i collegamenti, seppure solo con Vulcano, Lipari e Salina. Da domani ripartono i collegamenti con gli aliscafi. Oltre un centinaio gli interventi anche a Palermo effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto per la caduta di alberi e pali della luce. Vento forte a Catania, così come a Mascali, decine di alberi caduti anche a Caltanissetta. In via Bissolati è stato necessario l'intervento di un'autoscala per liberare la facciata. Anche a Trapani sono stati un centinaio di interventi dei vigili del fuoco. A Marausa, sempre nel Trapanese, il mare ha invaso la strada. A Catania in serata tornerà percorribile il lungomare dopo la voragine che si è aperta ieri per il cedimento di un vecchio pozzetto in disuso non adeguatamente riempito. Desiree Ferlito. Riaprirà nelle prossime ore il lungomare di Catania, interdetto al traffico per il cedimento di un tommino. I tecnici della manutenzione del comune sono al lavoro per ripristinare il cedimento e riasfaltare la strada, mentre le pattuglie della polizia locale si sono occupate del traffico e hanno messo in sicurezza l'area, evitando così conseguenze peggiori. È stato provvidenziale quello che è accaduto perché comunque avevamo noi già pianificato un intervento per verificare tutta la situazione di questi tommini che si trovano lungo il lungomare per la realizzazione della nuova idea progettuale che sta prendendo corpo. Nulla a che vedere con il ciclone Harry come si era pensato in un primo momento. Si tratterebbe dunque solo di una coincidenza che ha infierito sullo stato già precario di uno dei tratti più belli e più amati dai catanesi, protagonista di un grande progetto di riqualificazione. In previsione, ha dichiarato il sindaco, un capillare controllo lungo tutto il lungomare per evitare altri accadimenti simili. Questo lavoro che stiamo facendo qui ci induce ad accelerare l'attività di ispezione nelle altre camere di ispezione, chiedo scusa la ripetizione, lungo il lungomare, in modo da stare certi che non ci possono essere altri collassamenti. La donna accoltellata in via Libertà a Palermo non ha ricambiato lo sguardo e l'ho colpita. Questa la confessione dell'aggressore, tra l'altro che soffre di disturbi psichici, è stato arrestato a casa ancora con le mani sporche di sangue. Sentiamo Marco Gullà. Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più. Massimo Gaiardo De Stefano, l'uomo che ieri ha accoltellato alle spalle in via Libertà a Palermo Maria Tricarico, ha confessato il motivo per cui ha ferito la donna. Ha anche ammesso di non avere preso per alcuni giorni i farmaci che deve assumere per i problemi psichici da cui è affetto. La donna era appena uscita dal parrucchiere quando è stata raggiunta dall'uomo di 52 anni. L'aggressore ha affondato la lama colpendola a un polmone e provocando una lesione a una vertebra. I due non si conoscevano e l'uomo avrebbe agito in preda a un raptus. De Stefano è stato arrestato in quasi flagranza dalla squadra mobile che l'ha rintracciato a casa. Aveva ancora le mani sporche di sangue e ha fatto ritrovare il grosso coltello da cucina utilizzato per il tentato omicidio. In via Libertà non si parla d'altro. L'aggressore era noto ad alcuni residenti, ma non aveva mai lasciato presagire che potesse commettere un atto così grave. Incontriamo anche il titolare della parruccheria che per primo ha soccorso la signora. Era ferita e accusava proprio il fatto di non poter respirare. Avete subito chiamato i soccorsi, la signora era terrorizzata, ha visto lei anche che comunque era piena di sangue, era ferita proprio nella parte Ma lei non si rendeva conto neanche di quello che aveva, perché lei pensava di aver subito un colpo e basta. Noi addirittura pensavamo che con questo evento fosse caduto qualcosa e l'avesse colpita. E poi abbiamo scoperto che aveva questa ferita nella schiena. L'aggressore adesso si trova in carcere in attesa che il GIP decida la misura cautelare da applicare. È probabile che la procura poi disponga una perizia psichiatrica. Se il 37enne dello Zimbabwe, immigrato irregolare in Italia, fosse stato espulso, il pasticcere catanese trentenne Santo Re non sarebbe stato ucciso con 6 coltellate il 30 maggio del 2025 davanti al Bar 40 in piazza Mancini Battaglia. E la tesi a sostegno dell'istanza di citazione a giudizio come responsabile civile del Ministero dell'Interno, presentata dai legali di parte civile alla prima udienza del processo per l'omicidio che si celebra davanti alla Corte d'Assise di Catania. I giudici si sono riservati la decisione alla prossima udienza.
E adesso a Mister Bianco, 2 vigili accerchiati, pensate scaraventati a terra e presi a calci e pugni da 5 persone. Gli agenti stavano multando per un divieto di sosta in una delle principali vie del centro. Il fatto è venuto nei giorni scorsi e è reso noto oggi dal sindaco Marco Corsaro. Sentiamolo. Mister Bianco è una città che riconosce e sostiene il lavoro quotidiano e professionale degli operatori di polizia locale. Fin dal primo momento ho seguito personalmente la vicenda e sono vicino agli operatori coinvolti in questa triste vicenda e siamo al loro fianco per qualsiasi iniziativa possano loro intraprendere. Noi abbiamo sempre investito nella polizia locale fin dal primo minuto, fin dal primo momento, con risorse, uomini e mezzi. Episodi come questo ci danno ancora più determinazione nella continuare ad investire non soltanto risorse ma ancora più energie a tutela e dignità del decoro, della sicurezza e della legalità della nostra città. Lotta allo spaccio di droga, arresti a Trapani e Randazzo e si evince che circola molto l'ecstasy. Laura Spanò. Sequestrate a Mazzara dalla squadra mobile di Trapani 2.767 pillole di ecstasy, peso complessivo 1,2 kg, se immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 50.000 euro. La droga era destinata a rifornire le piazze dell'Interland. Lo stupefacente era custodito all'interno dell'abitazione di una donna di origine tunisina ma cittadina italiana ed erano conservate in buste di plastica chiuse dentro una valigia. Pillole colorate con i volti di Hello Kitty e Homer Simpson. Gli agenti sono arrivati alla donna dopo una serie di attività di monitoraggio. A Trapani invece i carabinieri hanno tratto in arresto 3 uomini, avevano adibito a market della droga un appartamento blindato del rione Palme, sequestrata cocaina, hashish e crack. A Randazzo nel Catanese ancora i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne del posto e denunciato un amico 28enne. I 2 a bordo di un'auto alla vista di una gazzella dei carabinieri avevano tentato di sottrarsi al controllo. Bloccati a bordo dell'auto è stata rinvenuta una busta di plastica contenente marijuana. Una perquisizione nell'abitazione del 27enne ha portato alla scoperta di altra droga, marijuana, cocaina ed ecstasy. Breve pausa e poi la polemica legata alle quote rosa in discussione attualmente all'ARS. Dopo lo stop alla legge di riforma degli enti locali, cresce il timore delle donne che le liti in assemblea regionale possano travolgere anche l'articolo già approvato sulle quote rosa nei consigli comunali. Martedì sit-in in contemporanea alla ripresa dei lavori d'aula. Manlio Viola. La nostra voce la faremo sentire ancora più forte martedì a Sala d'Ercole e, se sarà il caso, anche fuori dal Parlamento. A dirlo è Roberta Schillaci, onorevole del Movimento 5 Stelle, ma parla a nome di tutte le 15 donne parlamentari della regione siciliana. Da destra a sinistra, senza differenza di schieramento, le donne dell'ARS temono che le guerre intestine fra parlamentari sulla riforma degli enti locali travolgano anche l'articolo 8, quella norma già approvata che dispone una riserva precisa del 40% nelle giunte comunali. Insomma, tutti i comuni dell'isola dovranno avere almeno 4 donne ogni 10 assessori. Lo stop imposto all'approvazione della riforma a causa delle liti su un altro articolo ora rischia di travolgere tutta la legge, che potrebbe non essere approvata nel suo complesso. Un timore che prende sempre più piede, tanto che martedì prossimo, quando l'ARS tornerà a parlare di questa legge, sotto il Parlamento le donne sceneranno un sit-in a sostegno delle quote rosa. CGIL, CISL e UIL annunciano la loro presenza ed anche le parlamentari, se in aula non dovessero avere il giusto spazio, sono pronte a scendere in piazza a protestare. Intanto è finita la caccia ai franchi tiratori. Il Movimento per l'Autonomia ha rivendicato lo stop a quella legge attaccando l'articolo 10, una scelta che rischiava di massacrare i bilanci comunali, dicono. Bocciato quel provvedimento, la legge potrebbe tornare in discussione senza ulteriori problemi, ma in realtà anche sulle altre norme da approvare, ovvero terzo mandato ai sindaci nei comuni minori e consigliere supplente, non tutti sembrano essere d'accordo, almeno non adesso. Ieri sera l'8ª della festa di Sant'Agata a Catania. Desiree Ferlito. Un patto di fedeltà e speranza che continua a vivere nel cuore dei catanesi. Questa è la riflessione di Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che ha sancito la conclusione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona di Catania.
Dopo qualche incertezza dovuta all'allerta meteo arancione, si è deciso di far svolgere regolarmente la processione in Piazza Duomo. Le celebrazioni trasmesse in diretta, reti unificate su Antenna Sicilia, Telecolor e streaming su Sicilia Web hanno visto l'esposizione delle reliquie alle 8 e le messe in diversi momenti della giornata, fino alla celebrazione eucaristica delle 19. Terminata la liturgia, le reliquie sono state portate in Piazza Duomo alla presenza delle massime autorità cittadine per l'ultimo saluto della città alla sua patrona. 2 le novità annunciate da Monsignor Renna, il 16 e il 17 agosto, ha detto l'arcivescovo. Il Santo Padre invierà un cardinale legato pontificio. L'inviato del Papa giorno 16 presiederà una veglia di preghiera nel piazzale del castello di Aci Castello, dove verranno portate le reliquie di Sant'Agata. Alle prime luci dell'alba del 17 agosto, dalla rotonda di Via del Rotolo, muoveremo in processione con le reliquie che giungeranno in cattedrale, dove verrà celebrato il pontificale. Il 18 agosto avrà termine l'anno giubilare agatino. Rimane però l'eco delle fortissime parole di Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, che ai nostri microfoni ha invitato i devoti a una riflessione. C'è bisogno di ritrovare il decoro, ha detto, soprattutto tra chi si approccia ai cordoni. Non è carnevale, ha continuato Scionti, quello è un momento di intensa spiritualità. Adesso il Carnevale ecologico in metro, inaugurata la mostra realizzata dagli studenti delle scuole catanesi, quando l'arte del riciclo si coniuga con la fantasia. Tonino De Mana. Abbiamo riprodotto le 4 stagioni, riciclando ovviamente già cose usate come tappi e cartone ovviamente. Qua come vediamo nel mare ci sono alcune conchiglie. Conchiglie, ma anche meduse e granchi. L'estate nelle 4 stagioni in mostra alla stazione metropolitana Giovanni XXIII è tutta nella fantasia degli alunni delle 4ª e 5ª classi dell'Istituto Comprensivo Montessori Mascagni di Catania, che hanno aderito al progetto Il Carnevale ecologico, l'allegro mondo della natura floreale. Maschere, oggetti, disegni e lavoretti, tutti rigorosamente legati al Re Burlone, sono stati realizzati con il duplice scopo di divertirsi e di tutelare l'ambiente. I nostri bambini, per realizzare questi lavori, sono andati a reperire il materiale direttamente dai cestini dei rifiuti. Qua possiamo vedere gusci delle uova, il flacone del detersivo, piuttosto che le bottiglie o del semplice velcro. Il progetto è stato promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Catania. L'ambiente è uno dei temi fondamentali da portare avanti all'interno delle scuole, lo abbiamo fatto già con i presepi questo inverno, lo riproponiamo oggi con le maschere di carnevale. La mostra sarà visitabile fino a martedì 17 febbraio. Ci fermiamo poi la pagina dello sport, il calcio, vigilia di derby per il Catania che appunto giocherà a Siracusa e anche vigilia di campionato per il Palermo che invece domani sarà contro l'Entella al Barbera. Eccoci al calcio, vigilia del derby fra Siracusa e Catania, sfida che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, una partita importante per le ambizioni di entrambe. Il Catania deve riprendere a correre dopo la frenata delle ultime 2. Marco Carli. Una partita che vale per il Catania che vuole mettersi alle spalle lo stop con il Sorrento e la frenata interna con il Cerignola, ma anche per il Siracusa che non attraversa di certo un periodo positivo, 5 sconfitte nelle ultime 6 dopo i 3 punti importanti con la Salernitana e si affida anche ai tifosi con la giornata azzurra. Dall'azzurro al rosso-azzurro il Catania vuole sentirsi in corsa, il campionato è ancora lungo, c'è lo scontro diretto seppur alvigorito, ma per arrivarci al meglio bisogna appunto ricominciare a correre. In casa Etnea per la gara che lo ricordiamo sarà trasmessa in diretta in chiaro da Telecolor, non ci sono Corbari e Lunetta squalificati. Ritorna Miceli, si è allenato regolarmente di tacchio. Qualche cambio inevitabile anche appunto a causa delle decisioni del giudice sportivo, oltre al normale turnover. Di Noi e Bruzzaniti fra i papabili per cominciare dall'inizio al De Simone in sostituzione proprio dei 2 squalificati. Col Siracusa nel girone d'andata era cominciato un cammino importante, gli etnei vogliono ripetersi. Il morale della squadra è buono perché consapevoli di aver fatto una buona prestazione, amareggiati per il risultato sicuramente, come eravamo tutti dopo la partita, ma consapevoli che abbiamo fatto una buona prestazione. Ci è mancato qualcosina per portare a casa la vittoria meritatamente, l'abbiamo resettata, dobbiamo partire dalla prestazione e affrontare questo derby nel modo giusto.
Vigilia di campionato per il Palermo che dopo il pareggio infrasettimanale di Marassi domani contro l'Entella al Barbera va alla ricerca dei 3 punti. Marco Gullà. Continuare a fare punti per mettere pressione alle prime della classe è l'obiettivo del Palermo che domani al Barbera contro l'Entella vuole ottenere la 7ª vittoria casalinga consecutiva. Un rollino da record che però ancora non basta, visto che Venezia, Frosinone e Monza hanno un passo accelerato. Diversi dubbi per Inzaghi, l'allenatore rosanero deve fare i conti con la gestione delle energie dopo una trasferta a Genova che ha richiesto un grande dispendio fisico e mentale. Jonsen domani potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato da Inzaghi a partita in corso. Per un posto da titolare c'è in vantaggio Ledo Aron che giocherà al fianco di Palumbo e a supporto di Poyampalo. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Peda, a centrocampo tornerà titolare invece Segre. L'Entella è formazione insidiosa, ha vinto l'ultima contro il Cesena ed è fuori dalla zona play-out. Intanto ha presentato alla stampa l'ultimo arrivato Rui Modesto, al momento indisponibile ma voglioso di potersi giocare le sue chance. Questo di infortunio non è facile da dire quando un giocatore torna e per me io ti voglio dire che io lavoro tutti i giorni e ogni giorno per tornare pronto possibile e credo che adesso sono molto meglio che prima e aspetto tornare il pronto possibile. Prima di chiudere un aggiornamento sul maltempo perché il sindaco di Messina Basile ha disposto con una nuova ordinanza la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri fino a domani alle 24. La decisione si spiega in una nota per le condizioni avverse meteo che perdureranno anche per le prossime ore. Io mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.